Ed ora siamo a parlare con Pietro Rambuschi, che è appunto capogruppo del PDL nel Consiglio Comunale, nonché appunto ideatore del, come dicevamo, del gruppo per il cambiamento. Allora, come vedete come gruppo per il cambiamento questo dibattito sulla città metropolitana? Insomma, nel portoghese sono in tanti a pensare anche all'ipotesi di unirsi con Pordenone, o comunque a non entrare, diciamo, nella città metropolitana di Venezia. Sì, quello di entrare con Pordenone è un discorso, insomma, che lascia il tempo che trova, ma piuttosto noi altri, come siamo radicati nel Veneto orientale, che ci siamo anche confrontati, non siamo sicuramente propensi a passare sotto Venezia, quindi il sindaco di Venezia debba, diciamo così, comandare, tra virgolette, fino al confine col Friuli, insomma tutto ciò non è che sia il massimo per noi altri. Quindi... Ecco, però voglio dire, il discorso del passaggio con Pordenone o lo si fa adesso in questa occasione o penso non certo, però una certa autonomia del Veneto orientale, quella che ormai da 20 anni si cerca di chiedere. Prima qualcuno prospettava la possibilità di una provincia, ma comunque è sempre stato un'evoluzione sempre con una certa autonomia, quindi dico oggi passare sotto Venezia, insomma, trovo qualcosa di assurdo.